Ed eccoci rientrati in studio, vi ricordo che questa è la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento che va in onda in diretta su Sesta Rete ogni domenica a partire dalle ore 19, la replica alle ore 23:10, la replica anche domani mattina lunedì a partire dalle ore 11 sul digitale terrestre. Ma vogliamo anche chiaramente salutare tutte le televisioni che ripetono la nostra trasmissione nel corso della giornata del lunedì. Parliamo di TRA di Aciriale, Prima TV di Giarre, TGR di Randazzo, Teleiblea di Ragusa, Teleciclope Bronte di Bronte, poi abbiamo anche Canale 8 di di Avola, perdonatemi, e soprattutto da questa settimana si è aggiunta anche un'altra importante televisione per un'altra buona parte della Sicilia, ovvero Tele1 di Palermo. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo nella puntata del lunedì e a questo punto passiamo a vedere un po' la classifica dei campionati di eccellenza che, come abbiamo detto poc'anzi, oggi insomma si sono riposati, lo faranno anche per la giornata di Pasqua, riprenderà giorno 15 il normale svolgimento delle partite, siamo a 3 giornate dalla conclusione. Parliamo adesso del campionato di eccellenza del girone A e lo facciamo guardando la classifica in modo che così possiamo anche chiacchierare con i nostri ospiti. Leggiamo la classifica? Benissimo. Ribera è in vetta con 63 punti, segue Alcamo 54, Akragas 51, Camarat 50 punti, Atletico Campofranco 49, Custonaci 45, San Cataldese 42 punti, Valderice 40, Audace e Mazzara 39 punti, San Giovanni Gemini 31, Castellammare e Parmonval 30 punti, Folgore Selinunte 23, Città di Terasini 13 e chiude Palermitana con soli 6 punti. 30 secondi per dare un po' il sunto di questo girone A che ormai insomma in linea di massima Ribera ha fatto suo, però siamo in attesa di un probabile responso da parte della Lega. Sì, al di là del responso però Ettore, a Ribera manca un punto, ormai è pronto sì, per la festeggiare, però secondo me Alcamo e Akragas devono avere qualche rimpianto, perché se si fossero svegliati prima, se non avessero lasciato qualche punto per strada, potevano dare molto più filo da torcere alla Ribera di Totò Broccoleri, che comunque non ha rubato nulla e sta vincendo meritatamente il campionato. Però io ho sentito la dirigenza proprio qualche giorno fa e mi hanno detto che insomma sono un po' con il fiato sospeso perché hanno paura che possa veramente cambiare tutto con un responso importante da parte della Lega. È una vicenda un po' particolare, ma io ad esempio più che i toni del Ribera ho sentito molta fiducia da Agrigento e dintorni su questo discorso, sperano quindi di sperano veramente di potersi reinserire. Alderisi, hai seguito il girone A del campionato di eccellenza? Sì, credo che al di là insomma, della vicenda del ricorso del Ribera nelle ultime 3 giornate deve pensare solo a fare il suo campionato, insomma i giocatori e l'allenatore insomma hanno fatto un ottimo lavoro e quindi poi se ci saranno altri colpi di scena, ma questo non riguarderà sicuramente il campo. Certo, questo è anche vero. E passiamo adesso al girone B di eccellenza, anche per questo girone guardiamo la classifica, ferma chiaramente anche la prossima settimana, riprenderà giorno 15, la classifica è come abbiamo già visto da qualche settimana era un vero e proprio scontro a 2 tra la squadra del Ragusa e del Città di Messina, il Ragusa ha fatto suo anche il big match e praticamente ha quasi ormai la vittoria finale in pugno. La classifica. Ragusa con 75 punti, Città di Messina 70, Due Torri 47, Città di Vittoria 46 punti, Real Avola 45, Acicatena 41, Taormina 39, Orlandina e Trecastagni 36 punti, Comiso e Modica 32, Mister Bianco 31, Aquila Caltagirone 28, Atletico Catania 27, Leonzio 6 ed Enna 2. Ricordiamo che Aquila Caltagirone ed Atletico Catania hanno un punto di penalizzazione, Leonzio 3 punti di penalizzazione ed Enna 6. Carmelo, ormai insomma riguarda soltanto i playoff e la retrocessione praticamente, anche se la retrocessione per quanto riguarda Leonzio e Enna ormai da parecchie settimane è stata già definita, però per i playoff, play-out insomma ancora un terno all'otto. Quantomeno per gli accoppiamenti forse. Domenica alla ripresa delle ostilità, domenica 15. Domenica 15 se il Messina non dovesse vincere il Ragusa potrebbe già festeggiare. Sì. Molto interessante la lotta per non retrocedere, più che altro vedo il duello, non so come la pensi
il mister, però vedo un duello ibleo, Comiso-Modica per contendersi l'ultimo posto, anche perché l'Atletico lo vedo molto in difficoltà, il Caltagirone sta bene ma è tardi ormai per poter evitare i play-out, il mister Bianco è in caduta libera e pertanto è il duello fra le due Iblese. Allora, prima di parlare con Pierpaolo, insomma, il Comiso, insomma, qui abbiamo Luca che ci ha fatto una stagione importante, ma io credo che il Comiso abbia le doti, le qualità per cercare di tirarsi fuori anche forse dai play-out. Io qua mi sento di nuovo tirato in casa perché Comiso e Trecastagni sono le due vorremmo piazze, sapere quali sono le squadre dove non sei stato. No, le due piazze in cui mi sento veramente certo. farne parte, perché Comiso ho passato 3 anni nella mia vita calcistica e credo che siano i più belli, oltre per come è andata, per i risultati sportivi, soprattutto per come sono stato trattato, e realmente spero che Comiso e Trecastagni si salvino a scapito purtroppo del Modi e comunque anche molti amici lì, però insomma Comiso penso che credo sia una piazza che meriti di restare. Guarda che a Ragusa ci vedono tramite no, ma conosco tutti, conosco un sacco Poi. di ragazzi del Modi e c'è un sacco di gente che ho giocato, però ripeto, Comiso è una piazza in cui ho giocato 3 anni, ho meno avuto male, risultati e poi Delegato. Trecastagni, ripeto, io mi sento un treccastagnese, abbia il Viagrada mi sento treccastagnese, quindi, ho giocato giustamente 4 volte in 4 periodi diversi a Trecastagni, insomma Trecastagni di Pierpaolo Alderisi che insomma 4 punti dalla zona brutta, quella dei play-out, ma credo con un calendario leggermente favorevole. Sì, il discorso del Comiso è legato al calendario Certo. rispetto al Modica. Il Modica ha un calendario un po' più difficile. Noi affrontiamo 3 squadre che non hanno più nulla da chiedere, ma ovviamente, come ti dicevo prima, siamo concentrati sul raggiungimento dell'obiettivo. È ovvio che il nostro calendario e i 4 punti di vantaggio rispetto alla zona playoff ci danno una lieve serenità, che però non è una tranquillità assoluta. Stiamo ancora lavorando per cercare di raggiungere la salvezza diretta. E dopo il prossimo anno che si fa? No, perché è importante progettare e programmare, perché È importante, ma non fondamentale sempre. per poter far sì che poi sia Certo. gli allenatori che i dirigenti, che soprattutto anche i giocatori vivano una Certo. stagione tranquilla, senza Ma stress. non sempre è così, tu lo sai, sei stato tanti anni in questo mondo e sai benissimo che la programmazione tante volte non fa parte. Io penso che le società che hanno meno risorse dovrebbero essere quelle più brave invece a programmare e a valersi della collaborazione di gente competente. Purtroppo quasi sempre non avviene. Quando parliamo di programmazione, io volevo un attimo parlare con il presidente del Milo, che la programmazione insomma credo l'abbia ben organizzata, perché un'altra ennesima promozione, a questo punto per la prima volta il Milo in prima categoria. Milo è un piccolo centro, le risorse economiche adesso per affrontare un campionato importante come quello di prima ci sono o insomma state incominciando a raccoglierle? Stiamo incominciando a Stanno raccoglierle perché a Milo la prima categoria non c'era mai, neanche la seconda. Parliamo con Sebastiano Russo, non Alessandro presentato. Russo. Scusami, Alessandro Russo. Abbiamo fatto 2 promozioni in 2 anni. Sì. Penso che alla fine riusciremo anche a scrivere la squadra in prima categoria, perché anche a livello tecnico abbiamo un'ottima squadra. Poi abbiamo giocatori che di queste categorie ci fanno fare il salto di qualità, aggiungendo un paio, perché ci saranno l'obbligo degli under, Certo, i giovani. chiaro. Ci divertiremo anche in prima categoria. E poi la fortuna vostra, e penso che questa qua ve la invidiano in molti, è avere una bella struttura dove vi allenate, un bel campo dove potete giocare. Sì, Però riguardo a Ettore, io non Sì. volevo domandare proprio al presidente Russo. Tra l'altro so che comunque la struttura ha vantaggi perché ha il campo in erba, però c'è da verificare il discorso della tribuna, cioè ci sono degli accorgimenti da fare. Beh, però c'è già il campo, è già una Sì, prima ci sono cosa, voglio dire. degli accorgimenti da fare, però più che altro là a Milo è il clima, di quando ci alleniamo noi, perché nei mesi invernali, nei mesi dicembre, Però potete fare la gennaio- preparazione precampionato in serenità, Sì, no? infatti Perché- anche molte squadre vengono a Sì, fare la preparazione sappiamo, estiva, sappiamo. è venuto la Cireale, è venuto il Siracusa, Il Ragusa. il Ragusa, perché è una bella struttura e Certo. poi si sta in tranquillità a Milo. Presidente, li vogliamo presentare quelli che sono venuti insieme a tutto Sì. il gruppo, in modo che così Allora, abbiamo- insomma, diamo una prima passerella di notorietà ad una società che noi abbiamo seguito, perché noi abbiamo il nostro insomma, collega, il nostro commentatore ufficiale Dario. di seconda Dario, il categoria. nostro grande tifoso e concittadino di Milo. Era Infatti. diventato un tormentone questo Milo, che fa oggi, che vince, che perde, che fa insomma qualche settimana fa avevate avuto un piccolo Sì, stop. avevamo un grande vantaggio, abbiamo gestito. Però l'avete poi perso anche. Sì, un po' l'abbiamo perso, ma il campionato bastava vincerlo con un punto, questo no? è anche vero. Con 20 punti. Questo è anche vero. Allora presentiamo Sì.
Allora abbiamo Salvo Fisichella Sì. che è il vicepresidente, Benissimo. Luca Patanè è un dirigente, Roberto Calvo, questi sono i giocatori. Sì, Roberto Calvo, Roberto Calvo è l'artefice, morirà con noi. sì, il con la società capitano, del il capitano Milan, della perché- squadra. Capitano della squadra? Sì, il capitano della squadra è il giocatore dal primo giorno ha giocato sempre col Milan. Ah, benissimo. Perciò lui non potrà andare in È una nessun'altra bandiera, squadra. è una bandiera. Poi abbiamo Stefano Ventimiglia, Ventimiglia. Luca Sauca, Luca Antonucci, Giovannetti Alberto e Ciccio De Luca. Perfetto, poi dopo insomma chiacchiereremo anche con gli altri componenti della squadra perché poi alla fine sono stati loro Sono gli loro gli artefici artefici. principali, con tutta la massima disponibilità che può mettere un presidente, Poi in la campo vanno i dirigenza, poi i giocatori, giocatori vanno in campo e sono quelli che più di tutti devono poi dopo insomma I portare la risultati, pagnotta certo. a casa sotto questo punto di vista. Volevo chiudere il campionato di eccellenza, l'ultima battuta per quanto riguarda questo girone B e poi appunto anche con Pierpaolo chiuderemo definitivamente e passeremo al campionato di promozione. Sì, diciamo che ormai il campionato ha poco da dire se non l'ultimo punto a Ragusa oppure il discorso dei play-out. Io più che altro, Ettore, volevo anche domandare al mister Alderisi, Sì. perché è vero che quest'anno non ci sono i play-out, quindi più della salvezza non c'è che ottenere, però secondo me il suo Trecastagni, avendo una prima punta forte, avendo l'Antonucci nella situazione, quest'anno poteva fare molto di più perché l'impianto di squadra ce l'avete molto valido, i fratelli Femiano, poi avete preso Varrica, Fornaio, Pecorini, Roberto a Balsamo. dicembre, Roberto Balsamo, insomma l'impianto secondo me è una squadra che può lottare per le prime posizioni, però vi è mancata la prima punta, avete avuto delle difficoltà nel finalizzare Noi quest'anno. abbiamo anche fra questi preso anche Cirino Russo, che io ritengo un attaccante importante per queste categorie, però non l'abbiamo avuto a disposizione fino a 3 partite fa. Nonostante questo abbiamo cambiato 14 giocatori nel mercato di riparazione e chi fa l'allenatore sa quanto è difficile dare alla squadra un'identità di gioco in così poco tempo, perché abbiamo avuto solo 3 settimane di sosta nella pausa invernale. Nonostante questo, organizzare tutto tatticamente. esatto, certo. nonostante questo abbiamo fatto un girone di ritorno credo importante, perché abbiamo ceduto il passo solo a Ragusa e al Due Torri e a Vittoria, poi sempre comunque disputando partite di altissimo livello. È vero che se avessimo avuto Russo a disposizione dall'inizio del girone di ritorno probabilmente avremmo anche potuto fare qualche punto in più. Comunque nel girone di ritorno abbiamo già fatti 21 e ne mancano 3 di partita alla fine, quindi personalmente finora mi ritengo abbastanza soddisfatto. Benissimo, e con questa dichiarazione di Pierpaolo Alderisi abbiamo chiuso il discorso riguardante il campionato di eccellenza. Ci fermiamo, c'è l'altra pubblicità e tra poco ritorneremo a parlare di calcio, lo faremo con il campionato di promozione. Anche questo è un campionato che sia questa domenica che la prossima avrà un turno di riposo, riprenderanno le ostilità direttamente domenica 15. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. A fra poco. Eccoci rientrati, c'è euforia perché nei nostri studi insomma avere una squadra quasi al completo non è mai successo, quindi adesso ci dobbiamo però abituare perché stanno finendo i campionati, quindi ci fa piacere ricevere alcune squadre che ci hanno seguito anche durante il corso delle settimane e questo ci riempie enormemente di gioia. So che ci avete seguito, Antonucci parla a nome della squadra. Come trasmissione, Sì. sempre. Noi abbiamo tra l'altro un gruppo Facebook, lo volevo dire, e in questo gruppo Facebook vengono pubblicati spessissimo i vostri video. Ah, insomma, perfetto. E parlate di noi, vi avevo fatto anche pubblicità, Bene. anche perché comunque eravate gli unici che in televisione parlavate No, del siamo fenomeno. ancora gli Siamo unici. Siete rimasti gli unici che parlate del fenomeno Milo e molti vostri video vengono taggati Benissimo, nel vostro gruppo siamo Facebook. contentissimi. E l'ultimo soprattutto quello insomma che stiamo vedendo. Sì, sui- il giorno della sui nostri promozione. schermi. Ma ce la stiamo ribruciando per questa immagine perché l'avevamo No, già ma mandata sono la belle, settimana possiamo scorsa. rivedere, è Sì, bello ma fa vederle sempre tante piacere. volte, è bello vederle Però tante volte. stoppiamola perché così poi la rivedremo quando Va parleremo bene, proprio va del bene, vostro parliamo campionato dopo. più direttamente. Perché adesso è arrivato il momento di salutare il nostro Alessio Di Mauro perché è lui che ci parla del campionato di promozione. Buonasera e buona domenica, ciao Ettore. Tra l'altro, cari sportivi, cari atleti, lui la settimana scorsa è stato assente perché beato lui è andato a vedersi la partita dell'Inter, o meglio, la partita della Juventus a Torino contro l'Inter. Sì. Insomma, è stata una bellissima esperienza. Abbiamo È stata preparato un una bella- servizio che la vedremo la settimana prossima. Sì,
Abbiamo preparato uno speciale, un'esclusiva più che altro. Com'è il campo dello Juventus Stadium? Senza parole. Senza parole. Benissimo. Ok, parliamo del campionato di promozione. Oggi per la prima volta daremo il quadro completo di tutti e 4 gironi del campionato di promozione. Iniziamo subito con il girone A, dove abbiamo ormai Raffadali che vola verso il campionato di eccellenza. Guardiamo insieme la classifica. Raffadali in vetta con 56 punti, Sporting Arenella Palermo 50, Pro Favara 51, Cianciana 43, Aragona e Città di Capaci 42 punti, Strasatti 40, Salemi 39, Campobello di Mazzara e Ciminna 36 punti, Sciacca 35, Città Isola delle Femmine 32, Canicattì 31, Prizzi 30, Borgata Terenove 13 e per ultima Città di Villabate 12. Ricordiamo che Borgate Terenove e Città di Capaci hanno un punto di penalizzazione. Cosa vi avevo detto? Cosa ti avevo detto? Che il Raffadali alla fine, insomma, sarebbe L'avrebbe arrivato spuntata. in testa a questo girone, che probabilmente sarà lui quello che sulla carta in questo momento ha più di tutte le sì. chance di passare al campionato di eccellenza. Probabilmente infatti il Raffadali verrà promosso in eccellenza perché avendo un vantaggio di 5 punti sul Pro Favara a 3 giornate dal termine, penso che ormai a questo può punto perderlo solo lui il campionato. è vero. Conoscete? C'è Sì. da definire solo la griglia dei playoff praticamente, dove Cianciana, Aragona e Città di Capaci si giocano 2 posti per entrare nella griglia playoff. Benissimo, proseguiamo. Adesso parliamo del girone B, dove abbiamo la squadra della Nuova Igea che è ritornata, sta ritornando verso il calcio che conta dopo qualche anno, dopo le varie esclusioni, non ultima quella del campionato di seconda divisione. Adesso pian pianino sta riconquistando posizioni su posizioni, probabilmente sarà lei che andrà a occupare un posto importante anche nel prossimo campionato di eccellenza. Ma guardiamo la classifica. Nuova Egea 67 punti, scusate, Mazzarrà 60, Tiger 56, Città di Bagheria 50, Ciapazzi 48, Rocca di Caprileone 41, Torre Grotta 36 punti, Montemaggiore 33, Sant'Agata 32, Aspra 30, Collesano 29, Sacro Cuore Milazzo 28, Spadaforese 27, Città di Casteldaccia 25, Valle del Mela 15, Aquila Bafia 11. Ricordiamo che Città di Bagheria e Torre Grotta hanno un punto di penalizzazione. Nuova Egea, giustamente squadra importante, di categoria importante, che sta ritornando, come ho detto poc'anzi, verso il calcio che conta. Sì. Verso il calcio vero, no? Per riprendere un po' il sottotitolo della nostra trasmissione. A differenza del girone A, in questo girone i parametri sono già definiti, infatti la Nuova Egea già da domenica prossima può festeggiare la promozione in eccellenza. Anche la griglia playoff stessa, il quinto posto occupato dal Ciapazzi sembra ormai definito, cioè è quasi irraggiungibile da Rocca Caprileone. Benissimo, proseguiamo, adesso parliamo del girone C, così avremo modo anche di chiacchierare con i nostri ospiti, perché sono gran parte di squadre che insomma un po' tutti conoscete, no? Il girone C, dove c'è l'Aci Sant'Antonio in testa con 56 punti, ma guardiamo la classifica nel suo dettaglio insieme a Giada. Aci Sant'Antonio Ambrosiana 56 punti, Sporting Viagrande 53, Spar 49, Villafranca Tirena 48, San Gregorio 45, Belpasso 43, Garden Sport Messina 39, Pistunina e Fiume Freddese 36 punti, Aci San Filippo 33, Sport Insieme 32, Real Santa Venerina 27, Gravina e Scommettendo 25 punti, Sporting Battiati 24, Piero Mancuso 19. Non manca da ricordare che anche Piero Mancuso ha un punto di penalizzazione. Un punto di penalizzazione, sembrava che la Mancuso potesse rientrare in un discorso di salvezza, ma poi alla fine evidentemente ha mollato. Ha mollato. In questo girone faccio una considerazione, mi sembra
la fotocopia dello scorso anno. Perché? Perché al posto dell'Aci Sant'Antonio c'era l'Atletico Catania che 3 giornate dal termine aveva 3 punti di vantaggio sul Villafranca, in questo caso li ha sullo Sporting Viagrande. La Spar Calcio sembrava che potesse inserirsi nel discorso promozione diretta, ma alla fine ha perso terreno, perdendo addirittura contro la Scommettendo a Catania nell'ultimo turno per 4-0. Un girone molto equilibrato. Ormai il discorso promozione è aperto alle sole 2 squadre, Aci Sant'Antonio e Sporting Viagrande, che tra l'altro lo Sporting Viagrande è autore di un grande campionato. È vero, la settimana prossima tra l'altro avremo ospite anche il Mister Buttò del Viagrande. Io volevo anche parlare con il capitano del Milo, ovvero con Roberto Calvo. Roberto, questi sono campionati che probabilmente comunque fanno un quadro del calcio che esiste in questo momento nella realtà catanese. Tu che sei il rappresentante in questo momento di punta di una squadra che al vertice è arrivata anche al campionato di prima categoria, come lo vedi? Sì, guarda, io penso che una squadra come lo Sporting Viagrande, che all'inizio già si parlava della preparazione, conosco qualche giocatore, mi parlava che erano tutti ragazzi, tutti giovani, il più grande addirittura è un 86, quindi tutti 90, 91, 92. Merita, a mio parere, di portare a termine con successo un'annata del genere. Vanno nei playoff sicuro, eh? Sì, però sicuramente le auguro la promozione, perché diciamo che è quello che auguro a tutte le squadre che puntano sui giovani e che fanno la differenza anche non avendo gente titolarissima, comunque di spicco. Quindi. Il dirigente del Milo, ovvero Salvatore Fisichella, è d'accordo sul fatto che il prossimo anno bisogna anche puntare sui giovani, anche a Milo? Sì, certamente. I giovani sono la cosa più importante per il calcio dilettantistico. Le squadre ormai quasi tutte puntano sui giovani. Anche perché se non ci sono i giovani poi non si può costruire le stagioni successive, certo. No? In questo senso. Ultima battuta su questo girone con Pierpaolo Alderisi, che conosce anche abbastanza bene, sono squadre che si vedono spesso dalle nostre parti, no? Sì, diciamo che la vera sorpresa è il Viagrande dell'amico Buttò, che ha fatto veramente un grosso lavoro sia l'allenatore che tutta la dirigenza. Poi, e il Battiati che all'inizio sembrava... Sì, erano stati fatti dei proclami all'inizio campionato rispetto a quello che poteva essere il futuro. Sono finiti i soldi forse, boh. Non sono addentro, quindi non posso darti... Quello che so è che certamente parla poi alla fine sempre il campo. Chiaro. Il campo dà il responso definitivo e quindi... Anche il Gravina non si trova in una posizione favorevole. Certo. A 25 punti, a un punto dalla retrocessione diretta. Infatti. Io peraltro li ho incontrati in amichevole proprio giovedì, devo dire che non hanno un cattivo organico. Auguro, essendo... È che il campionato di promozione, e questo deve servire anche da monito per il Milo, è un campionato probabilmente ancora più difficile rispetto a quello di eccellenza, perché l'equilibrio tra le società che chiaramente non si possono permettere grandissimi budget fa sì che poi veramente ogni partita, ogni domenica è una battaglia, qui anche Luca lo può confermare, quindi indubbiamente è un campionato che va seguito perché è sempre incerto domenica su domenica. Proseguiamo, parliamo adesso del girone D, anche in questa occasione, 27esima giornata, sottolineiamo che è un campionato attualmente fermo, lo sarà fermo anche per il giorno di Pasqua, riprenderà direttamente giorno 15 aprile. La classifica attuale è la seguente, a te Giada. Leonfortese in vetta con 58 punti, seguito da Giminica Scordia 53, Città di Rosolini 52, Atletico Gela 50, Nicosia 45, Virtus Ispica 42, Santa Croce e Troina 37, Enzo Grasso 35, San Sebastiano 34 punti, Real Niscemi e Scicli 32, Priolo 30, Agira Nissoria 28, Orsa Ragusa 20 e Paternò escluso dal campionato. Paternò escluso dal campionato, questa è un'altra tegola per questi campionati, pazienza. Non ha disputato praticamente tutto il girone di ritorno. Niente, poco da dire in questo girone perché la Leonfortese ha mantenuto la vetta, si ritrova in vetta, 5 punti di vantaggio, sempre 3 giornate al termine.
E griglia playoff quasi definita, si giocano un posto Nicosia e Virtus Ispica che a inizio stagione sembrava potesse vincere il campionato, invece non sono stati giustificati tutti i soldi spesi. Grosso budget che poi alla fine è risultato vano? Sì, praticamente sì. Carmelo Costanzo, tanti nomi importanti. Ecco, nomi importanti. Io volevo fare una domanda al mister Alderisi. La situazione della Leonfortese è stata abbastanza ingarbugliata per tutto il campionato, hanno cambiato tantissimi allenatori, alcuni non possono allenare ma stanno allenando, non vogliamo creare nessuna polemica, ma i fatti parlano, quindi chi di competenza saprà agire di conseguenza. Ecco, ma tu come vedi il fatto che una società, insomma, cambi tanti allenatori? Non è una cosa molto equilibrata probabilmente? No, però è anche vero, insomma, che se poi trovi la chiave giusta, insomma, la Leonfortese sta testimoniando un campionato comunque in un campionato difficile, sta meritandosi la conferma quasi perentoria, no, di un primo posto meritato sul campo, insomma. Poi per quanto attiene al discorso di allenatori che magari non potrebbero allenare, insomma, le regole ci sono e se ci vanno rispettate. Questa no, è l'unica cosa che mi sento interrogazione da parte della federazione. ma non è una cosa che riguarda solo la Leonfortese. Noi ci stiamo limitando soltanto a raccontare i fatti, ci mancherebbe, non vuole essere nessun attacco. Quello che penso è che se ci sono le regole queste vanno rispettate, tutto qua. Anche per far sì che la qualità e la professionalità degli allenatori venga comunque sempre valutata al 100%. In questo caso si rischia poi insomma, di far sì che la figura venga sminuita. Sì, ti ripeto, non è nessuna polemica con l'allenatore della Leonfortese, ma noi stiamo raccontando i fatti e a Leonforte più di un allenatore che non poteva sedersi in panchina è andato ad allenare la squadra. Ti ripeto, l'unico commento che mi sento di fare è che se la federazione, l'AIAC danno delle regole, credo che sia, finché ci sono, sia giusto rispettare. Poi faccio un piccolo salto, ritengo che sia un regolamento un po' anche antico. Assolutamente, questa è una mia idea. Su questo sono pienamente d'accordo. Nella pallavolo, per esempio, sono assolutamente d'accordo. Nella pallavolo, per esempio, questo non avviene e premia il fatto che non ci deve essere un vincolo necessariamente per una stagione, premia anche gli allenatori che sono più capaci, che riescono a lavorare, quindi credo che questo possa essere anche un'idea. Io credo che però esistendo delle categorie, tu sai benissimo, esiste l'allenatore di prima, di seconda, di terza categoria, è anche vero ed è anche giusto che spesso e volentieri allenatori capaci per poter poi dopo avere la possibilità di allenare in categorie professionistiche, quindi avere il patentino di seconda categoria, o hai fatto almeno 300 partite insomma, nei professionisti o devi sperare di vincere un campionato di interregionale, però spesso e volentieri nei campionati interregionali vanno ad allenare gente che ha una grandissima esperienza ed è difficile puntare su un giovane, a parte il talento che esiste, meno male che esiste, però indubbiamente sono queste le difficoltà. Forse sono d'accordo. Tra la seconda e la terza categoria si dovrebbe, penso, rivalutare un po' il regolamento, secondo il mio personale. Sono pienamente d'accordo con te, anche se credo insomma poi alla fine nei valori. Credo che se, così come un calciatore, se vale poi alla fine arriva, così anche un tecnico, insomma, se vale arriva. E va. Il Milan invece, parliamo con l'altro dirigente, che così insomma lo conosciamo, Luca Patanè, giusto? Sì. Luca, il vostro mister oggi non c'è, è a festeggiare, Purtroppo no, però veramente i complimenti vanno fatti anche a lui, oltre a questi ragazzi certo. hanno vinto il campionato sul campo, ma anche chi sta dietro le quinte, appunto. Certo, ci mancherebbe tutto lo staff tecnico. Complimenti al mister, complimenti al mister che si chiama? Antonello Caniglia. Ha il patentino? Sì. No, perché a questo punto si pone il problema. Il mio non vuole essere assolutamente polemica, però voglio dire, sottolineiamole, se c'ha il patentino è giusto sottolinearlo. Come? Il quinto campionato. Allora è super premiato, lo vogliamo prestissimo ospite qui. Siamo andati sul sicuro. Volevano vincere. Quali sono gli altri campionati che ha vinto? Così almeno lo conosciamo di più. Col Santa Venerina. Ho capito. Quindi meglio così. Allora. Complimenti. Bene, a questo punto ci fermiamo, salutiamo Giada perché tra poco arriva l'altra penaltina. Io vi saluto, vi abbandono. Non augurare gli auguri di buona Pasqua perché tanto ci vedremo anche il giorno di Pasqua, quindi lavoreremo anche il giorno 8 di Pasqua. Ci fermiamo, salutiamo nel frattempo anche il nostro Alessio Di Mauro, che tra l'altro ha preparato un servizio di prima categoria. Città di Augusta. Che è finita?
3-2 per la Massimiliano. Insomma, grande battaglia allora. Una bellissima partita. Perfetto. Ok, ci fermiamo. Adesso cosa c'è? La pubblicità. Preparatissima. Eccoci rientrati in studio con la nuova penaltina. Oh no, scusa, ho sbagliato, non è la penaltina, ci mancherebbe, è Carmelo Puglisi. Perché è qui Carmelo? Perché la postazione, essendo essendosi liberata, lo abbiamo messo qui in sostituzione, ma è soltanto visivo momentaneamente, perché la penaltina finalmente ha coronato il suo sogno, stare in mezzo ai giocatori, quindi la troviamo in mezzo alla squadra del Milo, insieme anche a tutti, alla mister Alderisi. Finalmente hai raccolto il tuo successo. Ettore ha deciso di farmi un favore. Benissimo, un favore addirittura, non un piacere. Okay. Salutiamo anche il nostro Luca Luisi, come al solito in postazione per parlarci del campionato di prima categoria. Oggi hanno giocato quelli di prima categoria, giocheranno anche sabato 7. Giocheranno sabato 7. Anche sabato 7, quindi facciamo subito il quadro completo. Adesso devo lanciarti da questa postazione il via per i risultati. Parliamo subito del girone B, parliamo sempre del campionato di prima categoria, giunto alla sua 24esima giornata. A te la parola, cara Lorena, in mezzo ai giocatori del Milo. A Campofelice di Roccella, Aurora Rossa, Atletico Val di Mera 0-3. A Palermo, Delfini, Cus Palermo 0-1. A Termini Imerese, Termitana, Città di Castellana 1-2. A Piana degli Albanesi, Altofonte, Mondegliana 3-3. A Carini, Città di Carini, Belmonte 1-2. A Roccapalumba, Sparta Palermo 1-0 e a Palermo Rangers, Stella d'Oriente 1-2. Questa è una classifica che conosciamo per la prima volta noi di penalty. Abbiamo il Città di Carini in testa con 58 punti, in linea di massima praticamente il Carini è già passato nel campionato di promozione, ma guardiamo la classifica insieme a Lorena. Prima in classifica troviamo Città di Carini con 58 punti, segue Cus Palermo 50 punti, Atletico Val di Mera 43, Delfini, Sparta Palermo e Rocca Palumba 39 punti, Altofonte 36, Termitana 32 punti, Stella d'Oriente 30, Rangers 28 punti, Belmonte 26, Città di Castellana 23 punti, Mondegliana 18, ultima in classifica troviamo Aurora Rossa con 4 punti. È la prima volta che parliamo di questo girone palermitano, perché praticamente da questa settimana anche gli amici di Tele1 di Palermo ci seguono, quindi ci è sembrato giusto inserirlo nel tabellino dei risultati e della classifica. Prima categoria. Allora. Sì, abbiamo visto che il Carini è già stato promosso in promozione, subito un ritorno nel campionato di categoria superiore. Ricordiamo che il Carini veniva da 2 retrocessioni consecutive e pochi anni fa aveva addirittura disputato i playoff nazionali per approdare in Serie D. Poi da quel momento è iniziato un declino che ha portato la squadra in prima categoria e oggi si festeggia il ritorno in promozione. Alla grandissima. In lotta playoff, vittoria del Cus Palermo che ormai è matematicamente secondo, e l'Atletico Val di Mera che ipoteca il terzo posto. Importante la vittoria del Rocca Palumba sullo Sparta Palermo perché aggancia proprio lo Sparta Palermo e Delfini Vergine Maria al quarto posto. Solo la quarta farà i playoff in questo momento. L'impressione è che sia proprio la lotta fra Rocca Palumba e Sparta Palermo perché i Delfini Vergine Maria hanno un po' mollato da un po' di settimane. Mi piace il nome Delfini Vergine Maria. Vabbè, succede che insomma spesso e volentieri ci sono dei nomi un po' strani in queste categorie dilettantistiche. Parliamo adesso del girone I, parliamo sempre del campionato di prima categoria, giunto alla sua 24esima giornata. Parola a Lorena con il suo contorno tutto maschile del Milo, vai. A Giarre, Inessa Atletico Pedara 4-1. Ad Adrano, Cometa Biancavilla, Città di Maletto 3-2. A Belpasso, Real Belpassese, Dacca 1-0. A Gaggi, Giardini Naxos 1-0. A Bronte, Ciclope Bronte, Randazzo 2-2. A Mister Bianco, Lineri Mister Bianco, Santa Teresa 2-1. E a Furcisiculo, Furci Sporting Taormina 1-2. Vediamo un po' se riusciamo a inquadrare anche la classifica, se non ce l'abbiamo pronta la possiamo dire anche a voce perché insomma è ormai nota, da molte settimane abbiamo la Real Belpassese che fa da apripista a questo girone.
Real Belpassese prima in classifica con 49 punti. Segue Randazzo 44. Santa Teresa e Città di Maletto 43 punti. Ciclope Bronte e Cometa Biancavilla 40. Inessa 35 punti. Furci 33. Sporting Taormina 31 punti. Gaggi e Aci Sant'Antonio 29. Atletico Pedara 27. Lineri Mister Bianco 21. Ultima in classifica ancora Giardini Naxos con 5 punti. Alessio Di Mauro, Real Belpassese ormai... No, Alessio scusami, perdonami, Luca Luisi, mi confondo sempre, ormai è famosa questa cosa che lo confondo sempre con Alessio. Luca, dicevo, la Real Belpassese a questo punto è quasi a un passo dalla vittoria la finale. vittoria di oggi, di ieri, anzi, sulla Daccaci Sant'Antonio ha ormai quasi chiuso i giochi. 5 punti a 2 giornate dalla fine sono difficilmente recuperabili. Dietro infatti non ha vinto nessuno, c'erano 3 squadre, seconde a 3 lunghezze. Solo il Randazzo è riuscito a racimolare un punto nella difficile sfida di Bronte per 2-2, mentre hanno perso il Santa Teresa, sconfitto 2-1 a Mister Bianco Dallineri, e anche il Maletto, sconfitto a Biancaville 3-2. Real Belpassese che ora potrà festeggiare la promozione o nella partita in casa con l'Atletico Pedara o fuori casa all'ultima giornata con Lineri Mister Bianco. Tra due match ball, insomma. Tra l'altro la curiosità vuole che le 2 squadre che deve affrontare la Real Belpassese sono in lotta proprio nella zona play-out, penultima e terzultima. E quindi insomma saranno un po' anche dei piccoli problemi, no? Ci saranno dei problemi, io ho l'impressione che saranno non partite facili. Io volevo scambiare un attimo una battuta con Pierpaolo, che insomma l'anno scorso ha avuto l'esperienza di Belpasso, qualche anno insomma a Belpasso, una bella realtà. Questa però Real Belpassese che sta crescendo, no? A dimostrazione che a Belpasso il calcio non vuole assolutamente morire. No, peraltro è una rivalità molto sentita, quindi il prossimo anno ci può essere questo derby in promozione, credo che sarà un derby storico, insomma. Certo, ci mancherebbe. Però mister, anche per una piazza importante come Belpasso, 3 squadre non sono troppe, una in promozione, una in prima, quasi in promozione pure, e poi quella in seconda. È lo stesso ragionamento che si fa anche nelle scuole calcio, per esempio a Catania ci sono più di 100 scuole calcio. Sarebbe molto più fruttuoso ovviamente mettere insieme le forze e migliorare il lavoro in qualità. Lo stesso ovviamente anche per le squadre, a maggior ragione per le squadre che contemplano nella loro gestione dei costi importanti. Ovviamente parlo delle prime squadre come Belpasso e Belpassese. Bene, proseguiamo, parliamo del girone F, così poi avremo modo anche di vedere le immagini della partita massimiliana Città di Augusta, anche in questa occasione, 24esima giornata, risultati e poi la classifica insieme a Lorena. A Catania, Massimiliana Città di Augusta 3-2. A Centuripe, Sporting Catenanuova Valverde 1-1. A Mascalucia, Città di Mascalucia Castel di Judica 3-0. A Catania, Condor Mineo 1-3. A Militello, Atletico Militello, Real Paternò 2-3. A Catania, Sporting Barriera, San Pio X 0-1. E a Siracusa, Sporting Priolo batte San Giorgio 3-2. San Pio X che praticamente insomma, è quasi ormai virtualmente nel campionato di promozione, settimana prossima ci sarà questo incontro contro la Condor, quindi credo che probabilmente i 3 punti saranno sicuri, per cui saranno sufficienti per coronare con la vittoria finale questo girone. Guardiamo la classifica. In vetta San Pio X con 55 punti, segue Città di Augusta 49. Sporting Barriera 46 punti, Città di Mascalucia e Real Paternò 42, Massimiliana e Sporting Priolo 40 punti, Valverde 38, San Giorgio 27 punti, Castel di Judica e Sporting Catenanuova 25, Atletico Militello 21, Mineo 19, ultima in classifica Condor con 3 punti. Allora facciamo una cosa, prima di parlare con Luca Luisi di questo girone, io volevo farvi vedere il servizio di Alessio Di Mauro che riguarda appunto la partita tra Massimiliana e Città di Augusta, finita per 3-2, e con questa vittoria la Massimiliana può darsi che può ancora sperare di rientrare nel gioco dei play-off. Guardiamo il servizio di Alessio.
di Alessio Di Mauro. Se non è pronto possiamo fare il commento. Allora facciamo una cosa, dato che ancora tra poco va in onda, la battuta a questo punto la anticipiamo. Un girone che si è riaperto con questa vittoria della Massimiliana. Sì, si è riaperto in zona playoff. Vediamo che ci sono 4 squadre che lottano per le ultime 2 posizioni, la quarta e la quinta. In questo momento sono Mascalucia e Real Paternò ad aggiudicarsele con i loro 42 punti. Ma Massimiliana e Sporting Priolo, che sono a quota 40 e a meno 2, sono ancora lì e possono sfruttare nelle ultime 2 giornate per provare un sorpasso. Chi invece ha probabilmente detto addio alle speranze playoff è il Valverde, che pareggiando a Catena Nuova è scivolato a meno 4 e a 2 giornate dalla fine. È molto difficile, molto difficile. Il servizio è pronto, guardiamolo. Massimiliana batte Città di Augusta 3-2. Eccoci rientrati in studio con la nuova penaltina. Oh no, scusa, ho sbagliato, non è la penaltina, ci mancherebbe, è Carmelo Puglisi. Perché è qui Carmelo? Perché la postazione, essendo insomma essendosi liberata, lo abbiamo messo qui in sostituzione, ma è soltanto visivo momentaneamente, perché la penaltina finalmente ha coronato il suo sogno, stare in mezzo ai giocatori, e quindi la troviamo in mezzo alla squadra del Milo, insieme anche alla mister Alderisi. Finalmente ha raccolto il tuo successo. Ettore ha deciso di farmi un favore. Benissimo, un favore addirittura, non un piacere. Okay. Salutiamo anche il nostro Luca Luisi, come al solito in postazione per parlarci del campionato di prima categoria. Oggi hanno giocato quelli di prima categoria, giocheranno anche sabato 7. Giocheranno sabato 7. Anche sabato 7, quindi facciamo subito il quadro completo. Adesso devo lanciarti da questa postazione il via per i risultati. Parliamo subito del girone B, parliamo sempre del campionato di prima categoria, giunto alla sua 24esima giornata. A te la parola, cara Lorena, in mezzo ai giocatori del Milo. A Campofelice di Roccella, Aurora Rossa, Atletico Val di Mera 0-3. A Palermo, Delfini, Cus Palermo 0-1. A Termini Imerese, Termitana, Città di Castellana 1-2. A Piana degli Albanesi, Altofonte, Mondegliana 3-3. A Carini, Città di Carini, Belmonte 1-2. A Roccapalumba, Sparta Palermo 1-0 e a Palermo Rangers Stella d'Oriente 1-2. Questa è una classifica che conosciamo per la prima volta noi di penalty. Abbiamo il Città di Carini in testa con 58 punti, in linea di massima praticamente il Carini è già passato nel campionato di promozione, ma guardiamo la classifica insieme a Lorena. Prima in classifica troviamo Città di Carini con 58 punti. Segue Cus Palermo 50 punti, Atletico Val di Mera 43, Delfini, Sparta Palermo e Roccapalumba 39 punti, Altofonte 36, Termitana 32 punti, Stella d'Oriente 30, Rangers 28 punti, Belmonte 26, Città di Castellana 23 punti, Mondegliana 18, ultima in classifica troviamo Aurora Rossa con 4 punti. È la prima volta che parliamo di questo girone palermitano, perché praticamente da questa settimana anche gli amici di Tele1 di Palermo ci seguono, quindi ci è sembrato giusto inserirlo nel tabellino dei risultati e della classifica. Prima categoria. Allora. Sì, abbiamo visto che il Carini è già stato promosso in promozione, subito un ritorno nel campionato di categoria superiore. Ricordiamo che il Carini veniva da 2 retrocessioni consecutive e pochi anni fa aveva addirittura disputato i playoff nazionali per approdare in Serie D. Poi da quel momento è iniziato un declino che ha portato la squadra in prima categoria e oggi si festeggia il ritorno in promozione. Alla grandissima. In lotta playoff, vittoria del Cus Palermo, che ormai è matematicamente secondo, e l'Atletico Val di Mera che ipoteca il terzo posto. Importante la vittoria del Roccapalumba sullo Sparta Palermo, perché aggancia proprio lo Sparta Palermo e Delfini Vergine Maria al quarto posto. Solo la quarta farà i playoff in questo momento. L'impressione è che sia proprio la lotta fra Roccapalumba e Sparta Palermo, perché i Delfini Vergine Maria hanno un po' mollato da un po' di settimane. Mi piace il nome Delfini Vergine Maria. Vabbè, succede che insomma spesso e volentieri ci sono dei nomi un po' strani in queste categorie dilettantistiche. Parliamo adesso del girone I, parliamo sempre del campionato di prima categoria, giunto alla sua 24esima giornata. Parola a Lorena con il suo contorno tutto maschile del Milo, vai. A Giarre, Inessa Atletico Pedara 4-1. Ad Adrano, Cometa Biancavilla, Città di Maletto 3-2.
A Belpasso, Real Belpassese Dacca 1-0. A Gaggi, Giardini Naxos 1-0. A Bronte, Ciclope Bronte Randazzo 2-2. A Mister Bianco, Lineri Mister Bianco Santa Teresa 2-1. E a Furci Siculo, Furci Sporting Taormina 1-2. Vediamo un po' se riusciamo a inquadrare anche la classifica, se non ce l'abbiamo pronta la possiamo dire anche a voce, perché insomma è ormai nota, da molte settimane abbiamo la Real Belpassese che fa da apripista a questo girone. Real Belpassese prima in classifica con 49 punti, segue Randazzo 44, Santa Teresa e Città di Maletto 43 punti, Ciclope Bronte e Cometa Biancavilla 40. Inessa 35 punti, Furci 33, Sporting Taormina 31 punti, Gaggi e Aci Sant'Antonio 29, Atletico Pedara 27, Lineri Mister Bianco 21, ultima in classifica ancora Giardini Naxos con 5 punti. Alessio Di Mauro, Real Belpassese ormai, no Alessio scusami, perdonami, Luca Luisi, mi confondo sempre, ormai è famosa questa cosa che lo confondo sempre con Alessio. Luca, dicevo, la Real Belpassese a questo punto è quasi a un passo dalla vittoria finale. La vittoria di oggi, di ieri anzi, sulla Daccaci Sant'Antonio ha ormai quasi chiuso i giochi, 5 punti a 2 giornate dalla fine sono difficilmente recuperabili. Dietro infatti non ha vinto nessuno, c'erano 3 squadre, seconde a 3 lunghezze. Solo il Randazzo è riuscito a racimolare un punto nella difficile sfida di Bronte per 2-2, mentre hanno perso il Santa Teresa, sconfitto 2-1 a Mister Bianco Dallineri, e anche il Maletto, sconfitto a Biancaville 3-2. Real Belpassese che ora potrà festeggiare la promozione o nella partita in casa con l'Atletico Pedara o fuori casa all'ultima giornata con Lineri Mister Bianco. Tra l'altro, 2 match ball, insomma. Tra l'altro la curiosità vuole che le 2 squadre che deve affrontare la Real Belpassese sono in lotta proprio nella zona play-out, penultima e terzultima. E quindi insomma saranno un po' anche dei piccoli problemi, no? Ci saranno dei problemi, io ho l'impressione che saranno non partite facili. Io volevo scambiare un attimo una battuta con Pierpaolo, che insomma l'anno scorso ha avuto l'esperienza di Belpasso, qualche anno insomma a Belpasso, sì, una bella realtà. Questa però Real Belpassese che sta crescendo, no? A dimostrazione che a Belpasso il calcio non vuole assolutamente morire. No, peraltro è una rivalità molto sentita, quindi il prossimo anno ci può essere questo derby in promozione, credo che sarà un derby storico, insomma. Certo, ci mancherebbe. Però, mister, anche per una piazza importante come Belpasso, 3 squadre non sono troppe, una in promozione, una in prima, quasi in promozione pure, e poi quella in seconda. È lo stesso ragionamento che si fa anche nelle scuole calcio, per esempio a Catania ci sono più di 100 scuole calcio. Sarebbe molto più fruttuoso ovviamente mettere insieme le forze e migliorare il lavoro in qualità. Lo stesso ovviamente anche per le squadre, a maggior ragione per le squadre che contemplano nella loro gestione dei costi importanti. Ovviamente parlo delle prime squadre come Belpasso e Belpassese. Bene, proseguiamo, parliamo del girone F, così poi avremo modo anche di vedere le immagini della partita massimiliana Città di Augusta, anche in questa occasione, 24esima giornata, risultati e poi la classifica insieme a Lorena. A Catania, Massimiliana Città di Augusta 3-2. A Centuripe, Sporting Catenanuova Valverde 1-1. A Mascalucia, Città di Mascalucia Castel di Judica 3-0. A Catania, Condor Mineo 1-3. A Militello, Atletico Militello, Real Paternò 2-3. A Catania, Sporting Barriera, San Pio X 0-1. E a Siracusa, Sporting Priolo batte San Giorgio 3-2. San Pio X che praticamente insomma, è quasi ormai virtualmente nel campionato di promozione, settimana prossima ci sarà questo incontro contro la Condor, quindi credo che probabilmente i 3 punti saranno sicuri, per cui saranno sufficienti per coronare con la vittoria finale questo girone. Guardiamo la classifica. In vetta San Pio X con 55 punti, segue Città di Augusta 49. Sporting Barriera 46 punti, Città di Mascalucia e Real Paternò 42, Massimiliana e Sporting Priolo 40 punti, Valverde 38, San Giorgio 27 punti, Castel di Judica e Sporting Catenanuova 25,
Atletico Militello 21, Mineo 19, ultima in classifica Condor con 3 punti. Allora facciamo una cosa, prima di parlare con Luca Loisi di questo girone, io volevo farvi vedere il servizio di Alessio Di Mauro che riguarda appunto la partita tra Massimiliana e Città di Augusta, finita per 3-2, e con questa vittoria la Massimiliana può darsi che può ancora sperare di rientrare nel gioco dei play-off. Guardiamo il servizio di Alessio Di Mauro. Se non è pronto possiamo fare il commento. Allora facciamo una cosa, dato che ancora tra poco va in onda, la battuta a questo punto la anticipiamo. Un girone che si è riaperto con questa vittoria della Massimiliana. Sì, si è riaperto in zona playoff. Vediamo che ci sono 4 squadre che lottano per le ultime 2 posizioni, la quarta e la quinta. In questo momento sono Mascalucia e Real Paderno ad aggiudicarsele con i loro 42 punti. Ma Massimiliana e Sporting Priolo, che sono a quota 40 e a -2, sono ancora lì e possono sfruttare nelle ultime 2 giornate per provare un sorpasso. Chi invece ha probabilmente detto addio alle speranze playoff è il Valverde, che pareggiando a Catena Nuova è scivolato a -4 e a 2 giornate dalla fine. È molto difficile, molto difficile. Il servizio è pronto, guardiamolo. Massimiliana batte Città di Augusta 3-2. Una Massimiliana devastante blocca e batte per 3-2 la seconda forza del campionato, il Città di Augusta, con una prova gagliarda rilanciandosi in piena zona playoff. Una vittoria pesante che non solo è vitale per i catanesi, ma che mette quasi la parola fine al campionato, consacrando la quasi certa promozione della San Pio, in testa con 6 punti di vantaggio. Per il Città di Augusta, proiettato ormai a disputare i playoff, sarà importante mantenere il secondo posto, trovandosi alle spalle di un'altra forte formazione catanese come lo Sporting Barriera. La gara, molto combattuta ed a tratti spettacolare, comincia bene per la Massimiliana che al 30° colpisce la traversa su tiro cross di Zacame. La partita però viene sbloccata al 38° in favore dei catanesi con una punizione dei 30 metri di scoglio che indirizza il pallone all'angolino sinistro della porta difesa da Passanisi. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa al 48° sugli sviluppi di un corner di Cannavò, sponda di Zacama e tap-in vincente di Manduca, 2-0. Passano solo 2 minuti e la Massimiliana trova il tris con Cannavò, abile a rubar palla ai difensori ospiti e involarsi indisturbato a rete. Per l'attaccante catanese è un gioco da ragazzi depositare il pallone in fondo a sacco. I 3 gol subiti svegliano l'Augusta che accorcia le distanze al 72° con un tiro al volo di Mallo su cross di Giliberto. Al 75° Palazzolo per la Massimiliana crossa un pallone dalla sinistra per la corrente Cannavò, ma il suo tiro si stampa sul palo. Il definitivo 3-2 viene siglato di testa da Migneco su cross di Mallo. Al triplice fischio, anche se la matematica non garantisce l'ingresso nei playoff, questa Massimiliana merita un posto tra le prime 5. Complimenti alla Massimiliana, quindi può ancora sperare di rientrare nel gruppo dei playoff. E passiamo adesso al girone G, anche in questa occasione 24esima giornata, abbiamo un testa a testa tra la Città di Canicattini e il Real Ragusa, ma guardiamo i risultati della giornata odierna. A Melilli, rinascita melillese Acate 2-1. A Siracusa, Rarinantes, Belvedere Città Giardino 3-2. Ad Acate, Real Ragusa, Città di Canicattì 1-0. A Floridia Ellenica 0-6. A Santa Croce Camerina, Nuova Camarinense, Marina di Ragusa 0-1. A Ragusa, New Team Ragusa batte Pachino 3-0 e a Frigintini batte Scoglitti Soccer 4-0. Come abbiamo detto poc'anzi, il gioco insomma, per la promozione dovrebbe riguardare 2 squadre soltanto, il Canicattini e il Ragusa, però insomma, il Marina di Ragusa è a soli 43 punti, ancora la matematica potrebbe insomma, favorirla. Vediamo la classifica. Prima in classifica Città di Canicattì con 48 punti, segue Real Ragusa 47, Marina di Ragusa 43 punti. Scoglitti Soccer, Rinascita Melillese, Rarinantes e Frigintini 37 punti, Pachino 35, Belvedere Città Giardino e New Team Ragusa 30 punti, Ellenica 28,
Nuova Camarinense 25, Acate 24 punti, ultima in classifica troviamo Floridia con 2 punti. Ricordiamo Floridia e Real Ragusa una partita in meno e Rinascita Melillese un punto di penalizzazione. Insomma, questa partita del Real Ragusa che giocherà contro il Floridia sulla carta, insomma, non dovrebbe avere grossi problemi, quindi vuol dire 3 punti e superare anche il Città di Canicattini. Sì, la vittoria di oggi nello scontro diretto in pratica è valso il primo posto virtuale, perché mercoledì nel recupero fra Real Ragusa e Floridia non ci dovrebbe essere partita. Oggi il Floridia ha perso 6-0 in casa con l'Ellenica e la partita è finita 20 minuti prima perché il Floridia è rimasto con soli 6 uomini in campo. Ormai la società è retrocessa e quindi non ci saranno problemi per il Real Ragusa ad andare in vetta. Però il Canicattini ha la possibilità la prossima settimana, perché il Real Ragusa ha una partita molto difficile, giocherà sul campo dello Scoglitti, che in casa ha perso solo una partita col Frigentini, poi ha sempre fatto ottimi risultati, quindi c'è subito la possibilità del controsorpasso. Per cortesia, possiamo fare un applauso al nostro... Ha una grandissima capacità, quella di essere veramente una ruota continua. Complimenti al nostro Luca. E poi conosce le squadre. Conosce bene, le infatti dinamiche, è preparatissimo, senza nulla togliere chiaramente anche agli altri ragazzi della redazione. E chiudiamo con il campionato di prima categoria presentando il girone H, anche in questa occasione 24esima giornata, abbiamo il Serra di Falco che ormai da parecchie settimane ha già raggiunto la categoria della promozione, ma guardiamo i risultati della giornata odierna. A Licata, Sant'Angelo Licata, Club Airone Sommatino 2-0. A Porto Empedocle, Accademia Empedoclina Libertas Racalmuto 0-0. A Caltanissetta, Atletico Caltanissetta Milena 0-0. A San Michele di Ganzaria, Aquila San Michelese Mirabella 0-0. A Casteltermini Mussomeli 1-1. A Racalmuto, Sporting Club Racalmuto, Serra di Falco 2-1 e ad Agrigento, Nuova Villa Seta batte Virtus Bivona per 1-0. Serra di Falco in testa con 62 punti, ma guardiamo il tabellino completo e ci rendiamo conto che ormai i giochi sono fatti anche, credo, probabilmente per i playoff. In vetta troviamo Serra di Falco con 62 punti. Seguono Libertas Racalmuto e Sant'Angelo Licata 48. Mussomeli 42 punti. Sporting Club Racalmuto 37. Accademia Empedoclina 33 punti. Milena, Aquila San Michelese e Atletico Caltanissetta 28. Club Airone Sommatino e Mirabella 23 punti. Casteltermini 21. Virtus Bivona 20 punti, ultima in classifica Nuova Villa Seta con 9 punti. Insomma, il gioco dei playoff riguarderebbe probabilmente l'Empedoclina con il Racalmuto, però... Sì, anche se in questo momento nessuna delle due farebbe playoff perché la quinta in classifica ha 11 punti di distacco. Esagerato. In questo momento il Sant'Angelo Licata ha agganciato la Libertas Racalmuto al secondo posto e hanno staccato il Mussomeli quarto di 6 lunghezze, ma c'è un giallo che caratterizza questo finale di stagione. Avete visto? È preparatissimo, lo sa solo lui. La settimana scorsa avevamo detto della vittoria del Mussomeli sulla Libertas Racalmuto per 2-0, in settimana è stato stravolto tutto, in quanto la Libertas Racalmuto ha presentato ricorso perché a suo dire il Mussomeli ha schierato un solo calciatore juniores anziché i 2 previsti dal regolamento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Lega, ma è stata data lo stesso la sconfitta a tavolino al Mussomeli, che però tramite le parole del presidente Sorce ha dichiarato che farà un controricorso perché in realtà i 2 giocatori, a loro dire, sono stati schierati, ma c'è stato un errore di trascrizione della data di nascita nel referto dato all'arbitro. Ho capito. Quindi ci saranno ricorsi contro ricorsi, tempi lunghi e quindi si rischia magari di far slittare anche i playoff. bloccati. Si rischia di far slittare i playoff. Benissimo. Abbiamo chiuso a questo punto anche il discorso riguardante la prima categoria. Finalmente tra poco più di 20 minuti quasi all'incirca per parlare del Milo, ma non soltanto di voi, però insomma vorremmo parlare anche degli altri gironi
di seconda categoria, perché tra l'altro sono stati già definiti in buona parte anche le griglie dei playoff. Ci fermiamo, abbiamo l'ultimo break pubblicitario e poi grande finale con la squadra del Milo, vincitrice del suo girone, volata finalmente dopo tanti sacrifici in prima categoria. Ci vediamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, rientrati, abbiamo un po' creato un po' di trambusto, ma insomma siamo contenti perché abbiamo un Milo scatenato, si alzano ogni volta quando c'è il break pubblicitario. Ma dove andate? Cosa fate? Siete euforici, benissimo. Allora, adesso nel frattempo possiamo già in linea di massima salutare anche il nostro Dario Giuffrida. Buonasera a tutti. Non è che sei contento, sei di più. Ma io maschero, maschero perché ce li ho tutti qua finalmente, ragazzi, ma quanto ce l'avete messo? Sono qui perché insomma hanno vinto un campionato, lo sapevi? Guarda, mi era giunta voce, però volevo vedere proprio con i miei occhi, a quanto pare hanno vinto e finalmente dopo un mese di stenti, diciamo la verità, perché prima avevate dominato facendo il bello e il cattivo tempo, per l'ultimo mese c'è stato quello che c'è stato. Vabbè, succede. Allora passiamo un attimo il microfono a lui, in modo che tra poco li incominciamo a conoscere singolarmente tutti i giocatori del Milo che hanno vinto questo bel campionato, ma passiamo invece la parola a Lorena perché ci dà il quadro dei vari gironi che si sono succeduti durante il corso del campionato. Parliamo intanto del girone G, sei pronta? Girone G? Sì. Anche perché è quello del Milo, voglio dire, parliamo subito di questo girone. Del Milo. Perfetto, girone del Milo, girone G, con le partite che si sono disputate e poi chiaramente anche i punti, la classifica. A Pisano Cosentini, Canalicchio 1-2. A Tremestieri Etneo, Milo 1-2. Ad Adrano, Real Aci 1-2. Ad Acireale, Libertas Aci, Real Centuripe 4-3. Ad Aci Bonaccorsi, Real Piano Tavola 1-1. E a Belpassese batte Val Guarnerese 4-3. Oh bene, il Milo finalmente con i suoi 50 punti dall'alto della sua classifica. Dario, a che punto siamo per la rimanenza della classifica? Allora, per il resto, per tutto quello che c'è dietro questi ragazzi, abbiamo il pari dell'Aci Bonaccorsi che con il Real Piano Tavola praticamente ha portato a casa l'ultimo punto della stagione. Un pari possiamo vedere la schermata della classifica così magari la possiamo commentare insieme ai nostri ospiti, dove appunto c'è il Milo in testa con 50 punti. Il Milo ormai in testa, ovviamente promosso, giochi già fatti. Per quanto riguarda i playoff c'è l'Aci Bonaccorsi che oggi ha pareggiato con il Real Piano Tavola, un pareggio che all'Aci Bonaccorsi non cambia nulla, vista anche la sconfitta della Val Guarnerese a Belpasso, però al Real Piano Tavola sì, perché lo esclude dalla griglia playoff, almeno in questo momento dovrebbe essere escluso. Poi la Belpassese con questa vittoria dovrebbe portarsi nella griglia playoff e in coda ovviamente già tutto deciso da qualche giornata con la Libertas Real Aci che si è presa la libertà, se mi permettete il gioco di parole, di congedarsi con la vittoria ininfluente ai termini della classifica contro il Real Centuripe. Bene anche il Canalicchio che è riuscito a portare a casa la qualificazione playoff. Benissimo, anche lui è molto preparato, fagli un applauso perché io ho sudato per voi. Parliamo subito con un giocatore del Milo, parliamo con Francesco De Luca. Francesco, quante partite, quanti gol, che ruolo? Personalmente hanno sfortunato. Perché? 5 mesi fermo contro la caviglia, però peccato. poi sono rientrato e sono riuscito a far parte di questo gruppo. Insomma, la soddisfazione è arrivata lo stesso. Sì, no? sì, per me personalmente è anche il quarto anno. E sei a Milo? Soddisfazione. Sì. L'anno scorso abbiamo vinto, quest'anno abbiamo rivinto. Il prossimo anno vediamo il presidente cosa pensa. È un po' più difficile però, il campionato. Un po' più difficile, poi penso che il gruppo c'è ed è la cosa più importante. Certo. Passiamo all'altro giocatore del Milo, parliamo con... Buonasera, Alberto Giovanetti. Quante partite, quanti gol?
Troppe. Quante espulsioni? Ahimè zero, perché oltre la linea di centrocampo non mi fanno muovere, faccio il difensore Fai centrale. il difensore centrale. Aggiungo bene. io un signor difensore Un centrale. signor difensore. Signor difensore centrale, ma oltre il centrocampo proprio Non vai. non ti viene. Difensore vecchio stile, allora. Vecchio stile, Ecco, sì. quello là che insomma Vecchio stile, 35 viene anni. messo sempre magari sul giocatore di punta più forte, non bisogna farlo muovere. Assolutamente. Ci è riuscito bene, qui Antonucci ce lo conferma. Bene, a questo punto riprendiamo con gli altri gironi, adesso parliamo del girone, Lorena? F. Girone F, perfetto, parliamo del girone F e anche in questa occasione abbiamo i risultati e la classifica del girone F. A te Lorena. Sant'Alfio Novara 1-0. Maniacese Calatabbiano 2-1. Antillese Aliterme 0-3. Letoianni Robur 2-2. Sant'Alessio Russo Calcio 1-1 e Gaggi batte Santa Domenica Vittoria per 7-3. Mamma mia, che risultato. Diamo la classifica anche così poi possiamo commentarla insieme a Dario Giuffrida. La classifica che vede in testa? Robur con 50 punti. Segue Maniacese e Aliterme 38 punti. Città di Gaggi 31 punti. Russo Sebastiano 30. Sant'Alfio 26 punti. Letoianni 25. Calatabbiano 24 punti. Santa Domenica Vittoria 21. Novara 21 punti, Sant'Alessio 21, ultima in classifica Antillese con 18 punti. Dario, a questo punto i playoff sono stati già stabiliti con le 4 squadre. I playoff sono stati già stabiliti, anche se c'è la corsa per il secondo posto tra Maniacese e Aliterme, e il big match della prossima settimana di sabato è appunto Aliterme Maniacese, che deciderà all'ultima giornata praticamente la griglia playoff. In coda un altro finale thrilling, un girone un po' che tiene col fiato sospeso, perché c'è un finale drammatico con l'Antillese che oggi ha perso, è a 3 punti dalle dirette rivali, ma che sabato prossimo va a giocare a Santa Domenica Vittoria, sperando in un miracolo e anche nella contemporanea sconfitta del Novara e del Sant'Alessio. Quindi sono incroci che saranno risolti solamente negli ultimi 90 minuti. Perché praticamente questa è la penultima giornata, quella giocata Sì, perché oggi. Questo girone rispetto al girone G e al girone H, che indietro vedremo di già una concluso, settimana. è indietro di una settimana. Saltiamo Antonucci perché insomma l'abbiamo già abbondantemente coinvolto, però poi dopo nella parte finale ti riproporremo con qualche altra domanda. Parliamo invece con l'altro giocatore. Luca Savoca, sono il portiere del Milan. Il portiere, quanti gol hai preso quest'anno? 18 partite e 8 gol. No, stai scherzando, veramente? Allora, una mega difesa allora. La migliore. Oppure anche le tue bravure? Un po' qua e un po' là. Entrambi. Ben attrezzati in difesa. E il portiere di Serbo quindi ha giocato pochissimo allora? Un po' pochino. Vabbè, pazienza, si rifarà magari prossimamente alla prossima stagione, no? Sì, è giovane. Confermato da parte del presidente? Ancora non si sa. Qui dicono certo. Proseguiamo, abbiamo un altro giocatore del Milo Calcio. Stefano Ventimiglia, centrocampista, 5 gol. 5 gol, quindi insomma hai fatto qualche partita in più degli altri? Sì, anche se nell'ultimo mese sono stato squalificato. Niente. Che è successo? Che è successo? Vabbè, una partita particolare. Quante giornate? 4. Allora non è stata una cosa di poco conto, No, assolutamente. Avete fatto notare che eravate molto decisi e quindi forse qualche... Sì, diciamo di sì. Qualche cattiveria di troppo, va bene, ci può anche stare in un campionato lungo. Sì. Proseguiamo, adesso parliamo del girone H, il girone dove ci sono anche alcune squadre catanesi. La parola a Lorena che ci dà il quadro con i risultati e la classifica. Ad Augusta, Megara Augusta, Aquila Monteserra 1-1. A Catania, Liotro batte Carlentini 3-2. A Vizzini Nuova, D'Acata 3-2. A Campofranco, a Francofonte, Atletico Francofonte, Junior Ramacca 3-1. A Raddusa Picanello 0-1. E a Catania, Librino Sortino 1-2. Bene, abbiamo già anche in questa occasione il quadro completo dei playoff, ma guardiamo la classifica. Il campionato, come sapete tutti, è stato vinto dal Carlentini. Lorena. Prima in classifica, difatti, troviamo Carlentini con 49 punti. Seguono Liotro e Picanello 43. Atletico Francofonte 41 punti.
Megara Augusta 39, Sortino 36 punti, D'Agata 25, Vizzini Nuova 24 punti, Librino 21, Junior Ramacca 20, Aquila Monteserra 18 punti, ultima in classifica Raddusa con 14 punti. Ricordiamo i Ragusa con un punto di penalizzazione. Playoff troviamo Liotro e Megara Augusta e Picanello e Atletico Francofonte. Ci hai dato già gli accoppiamenti, sì. Hai rubato il lavoro a Dario. Dario, ce li confermi? Mi dovrà risarcire perché il lavoro l'abbiamo fatto comunque. Eccoli qua i playoff per quanto riguarda gli accoppiamenti. È una giornata che premia la rincorsa della Liotru, perché a dispetto della grafica che vedeva appunto la Liotru terza, in realtà è seconda con il Picanello che è stato beffato proprio nei minuti finali nonostante la vittoria per 1-0 sul campo di Raddusa, tra l'altro vittoria che va a sancire la retrocessione matematica del Raddusa. La Liotru e Presidente Anfuso è stato anche nostro ospite, quindi si prepara ai playoff contro il Megara Augusta. Li abbiamo portato bene perché da quella partita, da quella domenica, era già in decollo da quella partita non ha più perso punti, anzi portiamo bene, ma non è un modo di dire fortuna, portiamo fortuna. Poi uno va a vedere lunedì i risultati. È vero. E ci sono delle strane coincidenze. Siamo fortunati. Una battuta con Pierpaolo Alderisi, potete passare il microfono a mister Alderisi, perché questo è un campionato, quello di seconda, abbastanza ingarbugliato, nel senso che comunque ogni domenica è veramente una battaglia, però ci sono parecchie società con giocatori molto interessanti. Secondo me bisogna guardarlo un po' più spesso questo campionato. Peraltro è anche difficile in quanto le squadre che vi partecipano sono poche, quindi se perdi terreno poi è difficile recuperarlo. Per quanto riguarda i giovani, insomma, c'è tanto da guardare, ma non solo nel campionato di seconda categoria, in generale. Peraltro credo che ormai il destino di questi tornei, dalla seconda fino all'eccellenza, insomma, sia quello di lanciare i ragazzi, quindi bisognerebbe dargli sempre più spazio e andarli a vedere anche in queste categorie. Io adesso, dato che tu mi hai dato il lancio, volevo ricordare Aiello, che ha avuto un problema, so che è anche una persona molto vicina a te, un tuo grande amico, l'allenatore del settore giovanile. Sì, è la rappresentativa allievi della FIGC che purtroppo ha avuto un malore in campo e adesso è ricoverato. Sotto controllo però, per fortuna, Sotto controllo, no? Grazie a Dio, pare che stia andando tutto per allora noi gli facciamo il nostro più grande in bocca al lupo, perché è un tecnico di grande qualità, preparatissimo, che lavora da tantissimo tempo nel settore giovanile della federazione e insomma tramite lui sono venute parecchie belle soddisfazioni, no? Sì, peraltro qualche anno fa vinse anche il titolo nazionale, quindi, ha portato questa soddisfazione al movimento e siamo sicuri che si riprenderà alla grande. Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione. E chiudiamo il campionato di prima categoria, lo facciamo adesso con il girone I, dove abbiamo ancora lo Sporting Eubea che continua a vincere, ma che comunque ormai ha già da parecchie settimane raggiunto l'obiettivo della promozione. A te Lorena. A Ragusa, Atletico Ragusa, Atletico Scicli 1-0, 1-1. A Scicli, per Scicli Biscari 3-1. A Sancono, Sanconitana batte Florenzia 1-0. A Noto, Rinascita Netina e Netina sospesa. A Ragusa, Fly Vittoria, Sporting Eubea 0-4 e ad Ispica, New Pozzallo, Sporting Ragusa 1-3. Sì, e la classifica la leggiamo Lorena, sì, in modo che così possiamo chiudere il tabellino e dare parola a Dario, così ci fa il quadro completo anche di questo girone. In vetta troviamo Sporting Eubea con 52 punti. Segue Sanconitana 46, Netina 43 punti, Persicli 37, Florenzia 35 punti, Atletico Scicli 32, New Pozzallo 23 punti, Sporting Ragusa 21, Atletico Ragusa 18 punti, Biscari 15, Rinascita Netina 14 punti,
Ultima in classifica Fly Vittoria con 13 punti. Ricordiamo Netina e Rinascita Netina, una partita in meno. Da sottolineare che ancora comunque i giochi non si sono chiusi, Dario. No, io partirei appunto dal rinvio tra Netina e Rinascita Netina, questo derby che deciderà sia la corsa per il secondo posto playoff ma anche la corsa per la salvezza. Questo è un girone che sembra non voler finire mai, continui rinvii. Siamo affezionati, quindi fino a giugno continueremo a seguirli. Finale col brivido per 3 nella ultima giornata, perché il Biscari è 15, la Rinascita Netina con una partita in meno è 14, Fly Vittoria a 13. La graduatoria... probabilmente questo è il girone più ingarbugliato. Il girone più ingarbugliato per quanto riguarda soprattutto la coda. Ovviamente complimenti allo Sporting Eubea, che ha sancito oggi con i 6 punti di vantaggio all'ultima giornata appunto la promozione diretta. Dietro appunto per quanto riguarda i playoff si aspetta che la Netina recuperi questa partita perché è terza e ha ancora la possibilità ovviamente di agganciare e superare la Sanconitana. Ligodì Eubea è importante perché è una piazza di grande realtà, Pierpaolo Alderisi, perché lì a livello economico insomma non si possono lamentare, è una piazza agricola di grande e fondamentale importanza siciliana. Sì, ci sono diverse piazze fra la prima e la seconda categoria insomma che dispongono di un discreto potenziale economico, che spero personalmente venga investito nei giovani, insomma questa è... Gli sponsor. Esatto. Se arrivano sono sicuramente ben accetti. Come del resto di sponsor dovremmo parlare anche con il presidente del Milo, ovvero con Alessandro Russo. Alessandro, a questo punto bisogna sperare che arrivino anche degli sponsor per un campionato importante come quello che andrete ad affrontare la prossima stagione. Certo, in prima categoria qualche nuovo sponsor lo dovremmo... Ci vuole per forza, perché qualcosa in più di quello di quest'anno si dovrà fare. Però con la collaborazione di tutti, ricordiamo che parliamo di un paesino neanche di 1000 abitanti. Chiaro. È la prima, Però d'estate siete in tanti, sì, d'estate siamo in tanti. tanti. In villeggiatura a Milo d'estate. Però molti altri comuni con molti più abitanti i titoli li fanno perdere. Cercheremo di procurare le risorse adeguate. Un'altra battuta con l'altro dirigente, con Salvatore Fisichella. Se il presidente parlava di sponsor, dal punto di vista tecnico ci saranno dei cambiamenti? No, dal punto di vista tecnico il mister sicuramente sarà confermato, riconfermatissimo, per la gioia anche dei giocatori. Infatti tutti dicono di sì. Per questo problemi non ce ne sono. Benissimo. Ultima battuta anche con Luca Patanè. Mentre dal punto di vista dirigenziale si prevede l'ingresso di nuovi amatori del calcio? Ma dovremmo riunirci a breve per vedere di riuscire a pianificare un po' il futuro e magari vedere qualche nuova giunta, non si sa. Vi faremo sapere comunque. Perfetto. Invece il capitano rimarrà sempre Roberto Calvo? Io approfitto della domanda per salutare il capitano vero che è Walter Raciti. Io sono il vice capitano, orgoglioso. Ma oggi ti hanno presentato come capitano però, Sì, molte partite le ho disputate con la fascia perché purtroppo il nostro capitano si è infortunato. Ma essendo tu bandiera del Milo sicuramente anche il prossimo anno allora sarai ancora io del Milo. Con immenso piacere continuo a portare questa maglia perché benissimo. In realtà Ettore, chi conosce bene i linguaggi del calcio sa che loro già in realtà si stanno già organizzando e stanno svelando e sanno già quello che devono fare, perché quando dicono ci dobbiamo incontrare significa che già si sono incontrati, qualche telefonata c'è stata. In realtà insomma è buona questa cosa di causa, perché so che loro già si stanno organizzando. Ma il fatto che si organizzano è la dimostrazione che stanno mettendo le basi per una continua crescita, quindi magari chissà il prossimo anno possono anche fare un campionato di vertice. Guarda, io voglio dire una cosa, per i milesi veri, per i milesi doc, come il caso del presidente, come qualche altro dei giocatori, per loro è un grandissimo motivo d'orgoglio, perché l'anno prossimo si potranno confrontare con realtà come Giarre, come Randazzo, come Bronte, che nell'Interland Ionico sono stati sempre riferimento. Milo è stato adesso Milo diventa il nuovo fratello piccolo dell'Interland. Adesso... Per loro potersi confrontare è vero. Io invece però volevo domandare anche a capitano. L'ultima battuta la voglio fare con Luca Antonucci, perché voglio sapere se poi il prossimo anno effettivamente rimarrà a Milo, perché insomma a lui le richieste non mancheranno. Non mancano mai. Però volevo domandare. Io l'anno scorso ho assistito, perché giustamente prima di Luca faceva riferimento alla promozione dell'anno scorso, perché quando si parla di Milo si parla poco della promozione dell'anno scorso, che è stata molto importante. Io ho visto la partita, lo spareggio di Piedimonte con l'Interge e voi eravate sotto, stavate perdendo, poi avete recuperato. Quanto è stata importante quella gara per il campionato successivo, per il trionfo di quest'anno? Quella gara ci ha abituato a soffrire, perché l'Interge l'avevamo battuta
3-0 e 4-1, quindi comunque sulla carta era una partita che potevamo tranquillamente disputare senza problemi, invece loro sono stati bravi. Ma ormai quella è acqua passata. Sì, no, però Ettore, lì il miracolo da Milo, lì partono secondo i me miracoli. la valutazione, il miracolo Milo è nato a Piedimonte quel giorno, perché loro Probabilmente dopo sì. hanno trovato l'entusiasmo per programmare, hanno preso Certo. Luca, insomma, poi il progetto è cresciuto. Siamo in chiusura, passate un attimo il microfono a Luca Antonucci, con lui abbiamo aperto, con lui chiudiamo. Allora, vogliamo sapere un paio di cosette, poi siamo anche già in ritardo, Ok. dobbiamo fare in fretta. Dimmi. Conferma per la prossima stagione? Ma la conferma io l'ho data, la mia disponibilità l'ho data solo e esclusivamente se resta questo gruppo in questa cittadina, perché si era parlato di trasferire il titolo da qualche altra parte. Come? E io ho detto subito che secondo me questo giocattolo in quel contesto sta bene. Tu hai Dall'altra messo la tua parte, massima disponibilità. in queste condizioni sì, proprio per puro divertimento e meno divertimento, si guardate le immagini, guardate basta le vedere le immagini, basta immagini. vedere le immagini per rendersi Insomma, conto che c'è il effettivamente- piacere del calcio. Io sinceramente ho fatto e chiudo Sì. tanti anni di dilettantismo, ma da cioè nei dilettanti, ma da professionista, Sì. guadagnando anche i soldi e vivendoci di calcio. Qui ho riacquistato la voglia e quel piacere che ho sempre avuto da quando sono bambino del calcio. Ringrazio tutta la società per avermi dato la possibilità di riscoprire questa cosa e credo di aver Riscoprire ricambiato un nuovo valore. No, il valore che io ho sempre Che tu avuto hai sempre avuto, personalmente, perché ti io conosco da giocando sempre sempre. per il piacere proprio puro del calcio, perché è la mia vita. Loro mi hanno dato questa possibilità e io spero di aver ricambiato l'ambiente, tutti quanti i miei Fate un compagni, applauso qui a con Luca Antonucci. con le mie prestazioni, È stato e veramente- credo che la vittoria finale sia stato un concentrato di tutto quello che ho detto poc'anzi. Deve restare lì, se continuiamo a stare lì, se prendiamo qualche altra persona che come me si riesca a inserire, ma non per, Certo. insomma, per essere, però voglio dire che deve riuscire a inserirsi in questo contesto dove veramente le vittorie vengono così festeggiate. Glielo con levate il divertimento. microfono per cortesia, glielo levate No, il no, va microfono. bene, guardate, io che a 33 anni metto a sventolare una maglietta. Vabbè, di questa è la cosa campionato, più vuol bella. dire che comunque veramente ho avuto il piacere di stare in questo Siamo in gruppo. chiusura, grazie per Paolo Grazie a Alberisi, voi. grazie anche a Luca Antonucci e a tutta la scuola del Milo che è venuta a trovarci. Hai veramente 10 secondi. No, Carmelo. merita un applauso Luca, perché qualunque altro al suo posto, dopo essersi infortunato, dopo essere operato, dopo essere stato 3 mesi fermo, si sarebbe ritirato. Invece lui è tornato in campo. È vero. Si è scommesso in prima persona. Bene, Non è da tutti. non è da merita un tutti. applauso. Salutiamo alla nostra Lorena Finocchiaro che oggi è stata contenta di stare in mezzo ai ragazzi del Milo. Fate un applauso a Lorena perché così... ok. Salutiamo anche Dario Giuffrida, come al solito presente per quanto riguarda il campionato di seconda categoria, il nostro Carmelo Puglisi, oggi un opinionista un po' generale. Va benissimo. Salutiamo anche Alessio Di Mauro e Luca Loisi, salutiamo anche Luca Barbagallo, salutiamo anche naturalmente il nostro Daniele Gambino e in regia Ciccio D'Agata. A tutti naturalmente il buon proseguo e per quanto riguarda penalty anche il giorno di Pasqua saremo con voi. Vi aspettiamo domenica prossima a partire dalle ore 19. Arrivederci a tutti.